preghiera, ci disponiamo ad accogliere il Signore con il nostro cuore, ad ascoltare parola Padri e poi a vivere insieme la celebrazione eucaristica. Gloria al Padre e allo Spirito Santo. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e allo Spirito Santo. Diamo il nome del tuo consiglio, della tua potenza, della tua sapienza.
con insistenza. Vangelo capitolo di Gesù racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Il protagonista è un giudice disonesto, riesce a farsi e Gesù conclude: vedova è riuscita a dice: volete che Dio non ascolti? Andiamo con insistenza. L'espressione di Gesù è molto forte. Farà forse eletto il giorno di lui? Gridare a Dio. Ci colpisce questa immagine della preghiera. Chiediamoci perché Dio, lui non conosce già le nostre necessità. Insistere con Dio. Questa è una domanda che ci fa approfondire un aspetto molto importante della fede. Ci invita a pregare con insistenza, sa di che cosa abbiamo bisogno o perché non ci ascolta. Al contrario, conosce tutto di noi. Il cammino quotidiano, specialmente il male fuori e dentro, non è accanto, e la nostra arma è proprio la preghiera, che ci fa sentire la sua presenza, la sua misericordia e anche il suo aiuto. Ma la lotta contro il male è dura e lunga, pazienza e resistenza, come tenere le braccia alzate per far vincere il suo dell'Esodo, capitolo 17. E portiamo a Dio è il nostro alleato. Fede in Lui è la nostra forza e la preghiera è l'espressione di questa fede. Gesù ci assicura la vittoria. Il figlio dell'uomo, la terra, la fede.
spegne la fede, si spegne la preghiera. Nel buio ci smarriamo nel cammino. Impariamo dalla pregare sempre. Era brava questa vita, sapeva lottare per i suoi figli. Pensiamo anche a tante donne che lottano per la loro famiglia, che pregano, che non si affaticano mai. Testimonianza di fede, di coraggio, un modello di preghiera. Pregare sempre, ma non di parole, è meglio bisogno. Ci chiama a combattere con Lui per vincere il male con il bene. Insegnaci a pregare. I Vangeli vivono di preghiera. Gesù pregava. Tanta è l'urgenza Gesù di appartarsi e di pregare. Il Vangelo di Marco racconta questo dettaglio fin dalla prima pagina. Si era confale, calato il sole, moltitudini di ammalati giungono alla porta il Messia predica e guarisce. Si realizzano le antiche le soffre. Gesù piccola, se paragonata a tante altre folle, torna al profeta di Nazareth. In certi momenti si tratta di assemblee oceaniche. Di tutto. L'attesa delle genti, l'esito della speranza di Israele. Non l'attesa di chi ormai lo ha eletto come che è un pericolo dei leader, attaccarsi troppo alla gente, non distanze. Gesù se ne accorge, non finisce ostaggio della gente. Di Cafarna, la prima parte della notte, quando ormai i discepoli, ma non riescono. Dov'è? Finalmente lo rintraccia in un luogo isolato, consorto in preghiera, e gli dice: tutti. L'esclamazione sembra essere plebiscitario, la prova della buona giudice che deve altrove, che non è la gente a cercare, ma è anzitutto lui.
la preghiera di Gesù, la sua intimità. Per esempio, notte del Getsemani, del cammino di Gesù, nel continuo ascolto che Gesù rende una preghiera sicuramente non facile, anzi, nel senso dell'agonia, era il cammino della croce. Ecco, pregava. Gesù nei momenti pubblici, condividendo la liturgia, ma cercava anche luoghi raccolti, separati, per rendere la sua anima. È il profeta che entra del deserto e sale in alto sui monti. Sono parole dei salmi, cioè della preghiera dei giudei. Pregava con le preghiere che la mamma gli aveva insegnato. Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo. Nel suo modo di pregare vi era anche racchiuso un mistero. Dei suoi discepoli. Abbiamo semplice e immediato. Signore, Israele. Loro vedevano Gesù, avevano voglia di Signore, e Gesù non si rifiuta, non è geloso della sua intimità con il Padre, per introdurci in questa relazione con il Padre e così diventa maestro. Vuole esserlo per tutti noi. Perché noi dovremmo dire insegnami a pregare, insegnami, anche se forse preghiamo da tanti anni, dobbiamo sempre imparare. L'uomo, così naturale della sua anima, forse lui vuole sentirsi. Bibbia, di preghiere inopportune che alla fine vengono respinte da Dio. Basta ricordare la parabola del fariseo. Ultimo, il pubblicano torna a casa dal tempio, il fariseo era orgoglioso e gli piaceva che la gente lo vedesse pregare e pregare. Nel cuore dice Gesù, questo non, chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece sarà esaltato. Il primo passo per pregare è essere umile, un peccato cattivo. No, ma sempre si incomincia con l'umiltà. Signora, preghiera umile e ascoltata da riflessione della preghiera di Gesù, la cosa più bella e più giusta che tutti è ripetere le invocazioni dei discepoli. Maestro, insegnami a Signore, insegnami a pregare.
chiedere con Padre nostro. Gesù mette sulle labbra dei suoi discepoli audace. Numero che nella Bibbia non è casuale. Dico audace perché se non l'avesse suggerita il Cristo probabilmente i famosi oserebbe pregare Dio in questo. Gesù infatti invita i suoi discepoli che a confine di chiesa. Guarda, non ci sono preamboli, Padre nostro. Gesù non insegna formule per ringraziarsi il Signore, anzi invita a pregarlo facendo della soggezione e della paura. Non Dio chiamandolo onnipotente, al tu che sei tanto distante e io sono misero. No, non dice così, ma semplicemente Padre. Con tutta semplicità, come i bambini, papà. Padre, fidente, la preghiera dell'uomo, ad esempio, ci fa chiedere il pane quotidiano, richiesta semplice ma essenziale, che vede, non è una questione decorativa, staccata, interviene quando sono stati soddisfatti tutti gli altri bisogni. Semmai la preghiera comincia con la vita stessa. Non inizia nell'esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno, piuttosto si annida dovunque c'è l'uomo. Mangia, che l'uomo che si domanda perché. La preghiera, in un certo senso, è stato il vagito che ha accompagnato il primo respiro di tutta la nostra vita, la nostra continua, la nostra ricerca di felicità. Gesù nella preghiera l'umano non vuole anestetizzare, non vuole che smorziamo le domande e le richieste, vuole invece sofferenza, ogni inquietudine, si slanci verso il cielo e diventi dialogo. Avere fede, dice una persona, al grido.
Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Gridate, esultate inni. Signore con la cetra di strumenti a corde, al suono del il Signore. Il Verbo si fece carne ad abitare in mezzo a noi. Hanno accolto, ha dato il potere.
benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo preziosissimo cuore. Del Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Sacra Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Madre. Benedetto il Santo benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio, di Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia aprire il nostro cuore a Dio, alla sua misericordia, come famiglia, come la fede ci sostiene anche delle difficoltà. Le fatiche quotidiane sono parte della nostra creaturalità, il modo con cui le affrontiamo della nostra figliolanza divina. Per questo allora riconosciamo i nostri peccati, i disorientamenti all'amore di Dio. Dio a voi, molti pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, vi supplico la Beata Sempre Vergine Maria e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio Onnipotente ed Eterno, guida le nostre perché nel nome del tuo diletto diamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù
Cristo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal secondo libro del al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra con Israele, azioni contro gli Ammoniti, a Rabbah, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla reggia. Dalla terrazza vide una donna. La donna era molto bella. Davide marsi sulla donna. Gli fu detto: ebbe figlia di Eliam, moglie di Vita. Allora Davide mandò messaggeri. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Dire a Io, mandami Uria. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide chiese a Joab e la truppa e come andasse la Davide: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande, ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore. Fu riferita a Davide, non è sua. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo e non scese. La mattina dopo Davide disse e gliela mandò per mano di Uria. Aveva scritto così: pone sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui, perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, ne sapeva che c'erano uomini, gli uomini della sortita, e Joab caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide, anche Uria l'Ittita. Parola di Dio. Diciamo insieme: perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Il tuo amore, la tua la mia iniquità, il mio peccato. Iniquità, il mio sta sempre dinanzi, contro di te solo, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Tu sei giusto nella tua nel nato, mi ha concepito mia madre.
fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato, togli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie cose. Alleluia. 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 Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli i misteri del regno. Alleluia. 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 Poi, dal Vangelo. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, di notte o di giorno il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, pieno nella spiga. Il frutto è maturo, subito egli manda la falce a mietitura. Diceva: a che cosa possiamo o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Diventa più grande di tutte le loro piante dell'orto, grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole annunciava loro come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi. Parola del Signore. Abbiamo due grandi colonne ricevute proprio in questo istante, non solo nella meditazione con cui rapportarci con il Signore. Ma qui abbiamo di colonne, appunto dicevo, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, la parola di Dio nella sua concretezza. E sì, grandi peccati, dobbiamo intendere che cosa significa davvero quel peccato, dicevano gli ebrei, mancare il bersaglio. E a volte siamo fragili, un po' ipocrita anche pensare di essere perfetto, al fariseo che pregava bene, ma in realtà non c'era paradossalmente nulla nella sua, si sbaglia. La matrice del peccato è fondamentale. Qualche volta ciò che Dio ci chiede è di esserne consapevoli, di essere umili e di capire, ad esempio, dalla dimensione che abbiamo ricevuto nell'Antico Testamento come uomo dal cuore puro, certo, ma soggetto anche lui alla creaturalità e al peccato. Questo possiamo cogliere rispetto alla sua storia, la storia di Uria. La matrice, l'azione come una palla di neve che piano piano rotola la valanga. Si inciampa, certo, però diventarne consapevoli, fermarsi, chiedere perdono al Signore, cercare di riprendere il cammino anche di fronte. Ci vuole la consapevolezza di come questa nostra disattenzione rispetto alla gioia profonda che il Signore ci offre. In modo utopico, siamo inciampati, e a riprendere il nostro cammino con fiducia. Non è che perché si sbaglia allora siamo
sempre quando poi, allora ecco, passando al Nuovo Testamento, alla parola di Dio, con quella preghiera del Salmo, che possiamo anche rivivere con questa dimensione di consapevolezza che abbiamo appena condiviso. Abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia. E c'è una relazione profonda, anche la nostra possibilità di essere in relazione con Dio, Padre, una relazione viva e vivace. E quando sbagli, chiedi scusa. Dio conosce. Tu hai bisogno di aiuto, spesso arriva quando siamo in difficoltà. Aver passato la difficoltà, teniamo presente una cosa: la matrice della nostra figliolanza divina, del nostro cuore, raccolti dall'abbraccio di Dio, la forza e la sapienza di andare avanti più forti, sapendo che continueremo, certo, con una consapevolezza diversa, con una relazione diversa, Signore, e la nostra capacità di farci prossimi a Lui, la nostra umiltà, ci rende più forti, ma non di quella forza, quella forza universale di nessuno. Forza dello Spirito Santo, la forza che ci vuole umiltà per chiedere perdono, per ammettere di aver sbagliato. Però poi il Signore non ci dà dimensioni di peccatori, ci rende consapevoli e ci aiuta ad andare avanti. Saremmo continuamente confusi ed è questa diabolica continua. Il diavolo esiste, solo che non è nella forma pensiamo rispetto nella divisione interiore, quando l'ho tentato da delle matrici di pensiero che non sono nostre, nella dimensione orientale, addirittura sciamani, i voladores, pensieri che non sono nostri, che non appartengono a Dio. E quando vi sentite pensieri di Dio, perché con quel seme prezioso che poi il però forte, questi sicurezza ti danno forza, ti danno coraggio nelle difficoltà. E se arrivano dei voladores, degli uccellacci rapaci a fare il nido, la nostra capacità di essere figli di Dio, di pregare, di vivere l'Eucaristia, ti scaccia via. Avete presente quando qualcuno il ramo, cade qualche fogliolina, resta un albero vigoroso, bisogna togliere il ramo secco, bisogna togliere qualche pensiero negativo, concupiscente, direbbe Sant'Ignazio di Loyola, no? quel pensiero che tende a basso. Siamo vivi, abbiamo ricevuto la lode di questa vita e anche di fronte alle difficoltà, alle prove, nessuno con una bacchetta magica verrà a toglierla, ma Dio ci dà la vivacità che è opera dello Spirito. Allora ecco che pietà, la misericordia, scelta intesa come capacità, questo grande mistero che si rivela in Gesù Cristo risorto, completamente la realtà. Il mondo che vediamo potrebbe essere una volta anche complesso, il modo in cui noi ci rapportiamo al mondo con questa capacità del Signore, di loro che sono nelle tenebre, che stanno cercando di raggio di luce per i fratelli. Grande del Signore, pregare per i nostri cari, per le persone che ci hanno amato, per
da diffondere nel mondo come luce delle gente. Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la parola di Dio che ci ha rivolto. Ora preghiamo come avvenne all'inizio della predicazione del Vangelo. Preghiamo insieme: si compia la tua parola, Signore. Perché attuando il Vangelo di Cristo cerchino di superare gli esistenti in copia, così che il mondo compia per i cristiani, perché accostandosi con maggiore assiduità alla Sacra Scrittura imparino a riconoscere nella loro esperienza il segnale del Padre. Preghiamo. La tua parola, Signore. Evangelizzatori, catechisti, lettori,